Grazie. Ebbene, a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Se m'accogli, che troviamo al numero 53. Tra le mani non ho niente, spero che mi ascolterai. Rendi forte la mia fede più che mai. Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai. E per i miei fratelli incontro a te verrò. Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò, e per sempre la tua strada, la mia strada resterà, nella gioia e nel cuore, fino a quando tu vorrai, con la mano nell'acqua camminerò. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, vogliamo continuare a pregare per l'unità della Chiesa, che parte dall'unità anche del nostro cuore, da un cuore pacificato, riconciliato con Dio, disposto a fare pace e a crescere nell'unità anche nella vita con le persone, con il nostro prossimo. Allora vogliamo cominciare da qui, dal perdono che chiediamo dal nostro Signore Dio. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Christe eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio Creatore e Padre, che riunisci i dispersi e li custodisci nell'unità, guarda con bontà il gregge del tuo Figlio, perché quanti sono consacrati da un solo battesimo formino una sola famiglia nel vincolo dell'amore e della vera fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Deuteronomio. Mosè convocò tutto Israele e disse loro: io ero rimasto sul monte come la prima volta, 40 giorni e 40 notti. Il Signore mi esaudì anche questa volta. Il Signore non ha voluto distruggerti. Poi il Signore mi disse: alzati, mettiti in cammino alla testa del tuo popolo. Entrino nella terra che giurai ai loro padri di dare e ne prendano possesso. Ora, Israele, che cosa ti chiede il Signore tuo Dio, se non che tu tema il Signore tuo Dio, che tu cammini per tutte le sue vie, che tu lo ami, che tu serva il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima, che tu osservi i comandi del Signore e le sue leggi, che oggi ti do per il tuo bene. Ecco, al Signore tuo Dio appartengono i cieli dei cieli, la terra e quanto essa contiene.
Ma il Signore predilesse soltanto i tuoi padri, li amò, e dopo di loro ha scelto fra tutti i popoli la loro discendenza, cioè voi, come avviene oggi. Circoncidete dunque il vostro cuore, ostinato, e non indurite più la vostra cervice, perché il Signore vostro Dio è il Dio degli dei, il Signore dei signori, il Dio grande, forte e terribile, che non usa parzialità e non accetta regali, rende giustizia all'orfano e alla vedova, ama il forestiero e gli dà pane e vestito. Amate dunque il forestiero, perché anche voi foste forestieri nella terra d'Egitto. Temi il Signore tuo Dio, servilo, restagli fedele e giura nel suo nome. Egli è la tua lode, egli è il tuo Dio, che ha fatto per te quelle cose grandi e tremende che i tuoi occhi hanno visto. I tuoi padri scesero in Egitto in numero di 70 persone. Ora il Signore tuo Dio ti ha reso numeroso come le stelle del cielo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore dona la sua benedizione per sempre. Il Signore dona la sua benedizione per sempre. Ecco com'è bello e come è dolce che i fratelli vivano insieme. Il Signore dona la sua benedizione per sempre. È come olio prezioso versato sul capo, che scende sulla barba, la barba di Aronne, che scende sull'orlo della sua veste. Il Signore dona la sua benedizione per sempre. È come la rugiada dell'Hermon che scende sui monti di Sion, perché là il Signore manda la benedizione, la vita per sempre. Il Signore dona la sua benedizione per sempre. Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo per entrare in possesso della gloria del Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. Mentre si trovavano insieme in Galilea, Gesù disse loro: Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma il terzo giorno risorgerà. Ed essi furono molto rattristati. Quando furono giunti a Cafarnao, quelli che riscuotevano la tassa per il Tempio si avvicinarono a Pietro e gli dissero: Il maestro non paga la tassa. Rispose: Sì. Mentre entrava in casa, Gesù lo prevenne dicendo: Cosa ti pare, Simone? I re della terra da chi riscuotono le tasse e i tributi? Dai propri figli o dagli estranei? Rispose: Dagli estranei. E Gesù replicò: Quindi i figli sono liberi. Ma per evitare di scandalizzarli, va al mare, getta l'amo e prendi il primo pesce che viene su.
aprigli la bocca e vi troverai una moneta d'argento. Prendila, consegnala loro per me e per te. Parola del Signore. Lode a te. Che bello vedere come il Signore Gesù è capace di pazientare, di rallentare quasi il passo per farsi capire, per non forzare i tempi, per venire incontro in fondo anche alla nostra fragilità. Ecco, in questo episodio che abbiamo appena ascoltato, Gesù in fondo non si impone come figlio di Dio e come tale privilegiato, non sarebbe stato tenuto lui, il figlio, a pagare la tassa per entrare nella casa del Padre, nel Tempio. Eppure, ecco, accetta anche questa condizione. Dicono: dovresti tu e i tuoi discepoli pagare la tassa al Tempio. E Gesù dice: sì, facciamo così. Per evitare di scandalizzarli, fa mandare a prendere in maniera così prodigiosa una moneta per saldare anche questa tassa. Ecco, Gesù che vuol bene anche così, che non forza i tempi, non si impone, come avevamo visto Gesù scendere al Giordano e mettersi in fila tra le persone che con il peso del peccato dovevano convertirsi. Lui senza peccato si fa solidale, si avvicina, si mischia con questa umanità. Ecco, ieri abbiamo aperto questa settimana di preghiera per l'unità di cristiani con il racconto, la parabola del buon samaritano, che è l'icona biblica che accompagna questa settimana. E anche lì volevo fare un breve riferimento, anche lì a quel tale che aveva chiesto: cosa devo fare per avere la vita eterna? Gesù incomincia con, sembra una cosa quasi scontata, dire: apri la Bibbia, che cosa leggi? C'è niente di nuovo, dovresti semplicemente aprire e prendere sul serio quello che è scritto. E quello legge, dice: la legge mi dice: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze e con tutta la tua mente, e ama il prossimo tuo come te stesso. Gesù gli disse: hai risposto bene, fa questo e vivrai. Noi sappiamo quanto però amare così Dio e amare così il prossimo sia difficile. Amare Dio davvero richiede un impegno profondo, significa abbandonarsi completamente a Lui, offrendogli, come suggerisce il brano biblico, offrendogli il cuore, la mente, mettendo a servizio la propria volontà. Ecco, guardiamo a Gesù allora, il Figlio, e chiedendo a Lui la grazia di poter seguire l'esempio di Lui, che ha detto sempre: non sia fatta la mia ma la tua volontà. Inoltre Gesù ha manifestato anche il suo grande amore per tutti, compresi i nemici. Noi ci fermiamo molto prima. Pensiamo anche alla nostra vita quotidiana, non è nella nostra disposizione di sceglierci i vicini, per esempio. Amarli significa anche accettarne i limiti, incoraggiare le loro speranze, aspirazioni, vincere intanto quel disinteresse, quell'individualismo che respiriamo nella nostra epoca. Ecco, questo atteggiamento di attenzione, di questo impegno di avvicinarci noi, come ci suggerisce la parabola del buon samaritano, ecco, è così prezioso anche sulla via dell'unità dei cristiani, come anche
quell'impegno di amare il prossimo come noi stessi. Ci ricorda il bisogno di accettarci intanto così come siamo, partendo da noi, consapevoli dello sguardo così buono, compassionevole di Dio, sempre pronto a perdonare. Ecco, rispettiamo noi stessi, cerchiamo la pace con noi stessi e poi possiamo fare pace con gli altri. Con noi stessi significa anche con la nostra comunità, anche con la nostra Chiesa, che ha le sue mancanze, ma che è nostra madre e come madre va amata. Affidiamoci al Signore, chiediamo il dono dello Spirito perché possa vivificare il nostro cuore, sollecitare il nostro impegno e aprirci agli altri. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle nostre mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Padre, che nell'unico sacrificio del tuo Figlio ti sei acquistato un popolo di adozione, concedi e custodisci sempre nella tua Chiesa i doni dell'unità e della pace, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui ci hai portato alla conoscenza della Tua verità, affinché formassimo la Chiesa suo corpo, nell'unità di una sola fede e di un solo battesimo. Per mezzo di Lui a tutti i popoli hai donato il Tuo Santo Spirito, principio mirabile della varietà dei carismi e artefici di unità nell'amore. Egli dimora nei Tuoi figli di adozione e riempie e guida tutta la Chiesa. E noi, uniti all'assemblea degli angeli e dei santi, cantiamo con gioia l'inno della Tua lode. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli
sovvieni nella tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Antonio, Anna e Ada, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. E di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima. Custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa
Per Cristo nostro Signore. Amen. Invochiamo anche l'intercessione di San Leopoldo. O Signore Gesù, nostro Creatore e Salvatore, nella tua vita terrena ti sei fatto vicino ai malati e agli sfiduciati. Guarda con compassione coloro che soffrono a causa del tumore. Assisti quanti sono a servizio della salute e della vita. Sappiano coniugare sempre la competenza professionale con una premurosa disponibilità. Illumina i ricercatori nella scoperta di nuove cure. O San Leopoldo, tu hai consolato tutti coloro che si accostavano a te e li affidavi alla Vergine Maria. Fa che nella grande preoccupazione per questa malattia fiorisca la gratitudine per la vita e la speranza che la salute ritorni. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. E buona giornata. Santa Maria del Cammino. Trascorre la vita